guardi, le lascio anche questo, che così legge un po' la storia. Non mi serve. Ah no, è già convinto. Sì. I mercati li sto facendo tutti. Sì, questo è vero. Vero? L'altro giorno ci siamo incontrati nella zona di Verona, oggi è qua. Mi piace tantissimo di andare avanti con determinazione. Sei incazzato e fai bene, hai ragione. E hai ragione. Io ti dico, siccome io non ho mai governato la regione, ti dico che quando un governatore fa 3 piani casa in cui ha dato ai centri commerciali la possibilità di nascere come funghi e di aprire le domeniche, io quando diventerò presidente della regione lo faccio e torno qua a dirtelo, vuoi vedere? Vuoi vedere? Io ti do come omaggio dei calzini con il cuore. Sono allergico al rosso, non mi è mai piaciuto. Il problema non è sinistra. Non è sinistra destra, sono le persone. La capacità. Io sono contenta di confrontarmi con chi non la pensa come me, perché io voglio convincere Se te. hai una pagina Facebook ti scrivo. Eccola qua. Te lo scrivo. Abbiamo perso la qualifica di presidio. E qual è stata la ragione per cui questo presidio è stato ritenuto superfluo dalla giunta? Come mai? Il problema è proprio questo, che non c'è una ragione logica né di razionalità della spesa, insomma. I miei azionisti americani sono veramente preoccupati perché fare un investimento in Italia è veramente difficile. Quello che si sente ormai diffuso è: tanto sono tutti uguali. Perché uno dovrebbe essere interessato ad assegnare i suoi problemi, le sue aspettative ad Alessandro Melzi? Che differenza c'è? Noi dobbiamo convincere anche chi starebbe a casa che c'è invece una ragione, che vale la pena andare. E la ragione gliela dobbiamo dare noi. Sto guidando, ecco, un carro, ma dietro, no, c'è tanta gente che deve spingerlo, oltre ai cittadini. Abbiamo il nuovo sostegno di disoccupazione, che fino all'altro giorno non c'era, che si chiama NASPI, e quindi tutti quelli che rimangono senza un lavoro godranno per i primi mesi, fino ad un anno, di un sussidio di disoccupazione. Mi chiamo Mara e sono una guida naturalistico-ambientale. Le chiederei gentilmente di iscriversi che voglio l'interregionalità del parco del Delta del Po. E rilancio dell'occupazione significa anche guardare all'aspetto strategico che il turismo mi può dare in termini di ricaduta occupazionale. Buonasera a tutti! A mia figlia Margherita, che ha 6 anni e che continua a dirmi tutti i giorni, anche a ragione può arrabbiare: mamma, a me il tuo lavoro proprio non mi piace, no? Io le spiego le ragioni per le quali il mio lavoro è il più bel lavoro del mondo. E ogni volta che spiego a un bimbo di 6 anni perché fare politica è importante, mi commuovo. Perché so il sacrificio che è quello che chiedo a mia figlia facendo questo lavoro. Ma so anche che è un impegno. E so anche che questi giovani devono avere dei modelli, anche femminili.